è Gerusalemme, la città santa, molte volte distrutta e sempre risorta con l'aiuto del Signore, spesso occupata dallo straniero e ogni volta liberata da un popolo miracolosamente unito dall'ubbidienza che il patriarca Abramo promise al Signore. Questo è il Tempio, cuore del mondo, in cui risuonò nei secoli la voce dei profeti e dove è custodita la legge che Dio dettò a Mosè. Ma di fronte al Tempio, inviolabile rocca divina, sorge la rocca del potere umano, l'Acropoli. Di qui l'invasore ha sempre tentato di contrastare il potere di Dio. Qui ebbe sede Pilato. Di qui mostrò Gesù al popolo che gli preferì Barabba. Ma nel momento in cui ha inizio la nostra storia, manca ancora 1 secolo e mezzo alla nascita di Gesù Salvatore. Ancora una volta Gerusalemme è occupata dallo straniero, che domina minaccioso la città nella quale si erige il Tempio di Dio, ultimo disarmato baluardo della libertà di Israele. In pochi, e solo i più vecchi vengono ad adorarti, o Signore. Per lungo tempo ancora porterò questa veste di lutto. Israele ha dimenticato il suo Dio, ha disertato il suo Tempio. Tu mi hai abbandonato, dice il Signore, e allora io ho steso la mano contro di te per colpirti. I nostri migliori figli, e tu lo sai bene, Mattatia, stanno combattendo una dura guerriglia nel deserto. I nostri figli, che cosa possono sperare senza l'aiuto del Signore? Ebbene, io vi dico che non saranno le armi a liberarci dall'invasore, ma la volontà di Dio. Egli disperderà i nemici di Israele come foglie d'autunno, se la nostra fede sarà grande. Largo alla barca di Apollonio, largo! Avanti, avanti, forza di gambe! Avanti! I siriani! Voi altri sapete quello che dovete fare. Vi raggiungerò più tardi. Togliti dalla mia strada o ti faccio frustare come un cane rognoso. Fabro, hai gli orecchi duri? Ho detto a te. Oltre che le mani, debbono esserti incalliti anche gli occhi. Smetti con quella mazza, ho detto, o finirò per perdere le staffe. Come puoi perderle se le hai il tuo cavallo? Tu stai proprio cercando di provocarmi, vero? Se sono guai che cerchi siriano qui dentro, ne troverai. Vedo con gioia che almeno tu non sei cambiato, Namele. I miei poveri occhi. Giuda, che il Signore ti dia salute. Va fuori e riprendi a lavorare. Hai dei vestiti? Ma certo, non sono granché, ma... Per me andranno bene. Dovevo proprio indossare questa odiata divisa per rientrare in Gerusalemme. Occhi aperti, Fabro, e batti la mazza, che nessuno possa udire. Bene. Il nuovo governatore sta arrivando. Quella che abbiamo assaltato era la sua staffetta. Non facciamoci illusioni, però. Tristi tempi si preparano per Gerusalemme. Apollonio è un uomo crudele con i vinti. Ora avrai capito perché sono qui. Avverti gli altri e distribuisci le armi. Ci rivedremo sulla piazza del Tempio. Con te fra noi, Giuda, tutto sarà più facile. E tu, Dio di Israele, mostraci ancora la strada della riscossa. Ma che cosa ti prende? Ah, lascia fare a me.
Ecco la spada degna di Giuda, prendila. L'altra era ferro siriano. Sarà simile alla folgore. Sei la nostra unica speranza. Che Dio ti benedica, figliuolo. È Giuda! È Giuda, il figlio di Mattatia. Andate con Dio. Fa quel che ho detto, la mela. Toglietevi dalla strada voi altri, presto, presto. Bel colpo, Tobia! Bel colpo davvero. Un greco gliel'ha insegnato. Bene, Tobia. Allora, chi di voi vuol provare? Chi può battermi? Tu, forse? O tu, Elia? O tu, Jonathan? Avanti! Dagliele, Giorgia! Forza! Forza! Mostragli chi sei! Ma ve le volete dare, sì o no? Ecco! Forza! Dai, bella! Tobia, non lasciarlo! Jonathan le prenderà! Forza! Dagliele! Su, su! Questa non l'ha imparato dal greco! Leale! Così no! Ma non va! Ha perso! Jonathan! Dagliele ancora, Jonathan! Dagliele! Bella figura che hai fatto, Tobia! Giù! Perché altrimenti... Fratello mio! Sei cresciuto. Ti sei fatto un uomo. Andiamo a casa. Sono lì gli altri? Sì. Chi pensi che sia? Hai visto? Jonathan l'ha abbracciato. Madre. Figlio mio. Sono tornato per restare. Tu porti la guerra, Giuda. Non io, ma gli eventi. Non c'è scampo ormai. Madre mia, quanto tempo è passato. Giuda. Giuda! Giuda! Fratelli miei. Fratello. Sei tornato finalmente. Che gioia rivedervi. Ma dov'è Simone? Andrò io a chiamarlo, Giuda. So dov'è. Jonathan, digli che può raggiungerci al tempio, va. Il nostro padre è in casa? No, è al tempio. Andiamo, fratelli, ho bisogno del vostro appoggio. Portatemi da lui. Torneremo presto, madre. Che il Signore guidi le tue azioni, Giuda. Il sacerdote Mattatia si lamenta perché soltanto noi vecchi andiamo a pregare nel tempio. Le dita di Diotima sembrano sfiorare la cetra. È giudicata da tutti noi un'anima poetica. Simone. Jonathan, che cosa fai qui? Giuda è tornato. Quando? Ora. Ti aspetta al tempio. Bene, vi raggiungerò. Simone? È la mia musica che ti induce a lasciarci? Al contrario, stavi ammaliandomi. Mio fratello Jonathan è venuto a cercarmi. Perdonami, Diotima, ma devo andarmene. Sei perdonato. Mi è sembrato preoccupato. Simone,
Simone. Cattive notizie. Non preoccuparti. Simone, ricordati che sono tuo amico. So di poter contare su di te. Grazie, Antemone. Dio purifichi le tue mani bagnate di sangue, Giuda. Leggo nei tuoi occhi che tu porti la violenza, figlio. Nostro fratello sperava un miglior benvenuto, padre. I nemici di Israele potranno sfuggire alla spada di Giuda, ma non alla collera dell'Altissimo. Apollonio, il governatore che Antioco ci manda ha la ferocia di una belva. Per questo sono qui, per uccidere prima che ci uccidano. E sei tu, mio figlio, che predichi la violenza nel Tempio del Signore? Non è forse un segno del favore divino che l'invasore tolleri la nostra religione? È evidente che la fama di Apollonio non è giunta alle tue orecchie. Quando lui sarà qui cesserà la libertà che tu dici. Giuda, tuo padre, gran sacerdote del Signore, ti ordina di non prendere le armi qui in città. Non posso oppormi alla tua volontà, padre, ma ricordati quel che ho detto. Spesso mi sono chiesto, figlio, se la tua sia fede o fanatismo. Nostro padre ha ragione. Il benvenuto a te, fratello mio. Mi dicono che i tuoi amici li hai scelti fra i nemici del nostro popolo. È facile giudicarmi. Con la nostra intransigenza non facciamo che aumentare l'intransigenza dei siriani. Io debbo rammentarvi che l'odio genera odio. Si può non odiare, ma non per questo si deve amare. Sbagli, Giuda, essi soffrono per questa situazione quanto noi. L'uomo che è con noi e che passa il suo tempo fra i siriani peccatori profana con la sua presenza questo luogo sacro. E sia. Voi credete nella forza, io nella ragione. Accetto il vostro giudizio, ma non rinnegherò i miei principi. I siriani ti faranno ricredere. Simone, io... Il Signore sia con te. Apollonio, il nuovo governatore siriano. Sta arrivando Apollonio! Largo, largo! Via! Andiamo via! Presto! Andiamo! Isaia. È in arrivo il nuovo governatore siriano. Ma che succede? Ah, beate le tue orecchie, Isaia, vieni. Vieni con noi. Gerusalemme lo accoglierà come si conviene a un siriano. Avanti con queste bestie! Non c'è più tempo da perdere! Presto! Jonathan, avverti Namele. Va. Giuda, rammenta la mia volontà e la tua promessa. La rispetterò, padre. Le bestie via! Portate le armi dentro! Namele! Avanti! Namele! Che succede, signor? Devo parlarti. Allora, vuoi parlare? Nostro padre ha imposto la sua volontà a Giuda. Che vuoi dire? Che non attaccheremo. Ma è impossibile, ho già preparato archi e frecce, non li tratterremo più. Giuda è il capo. Che nessuno si muova senza il suo ordine. Ha detto però di distribuire le armi. Presto! Presto, qui quelle spade! Sbrigatevi!
Giacan, che ne è del popolo di Gerusalemme? Di certo ti attenderanno dinanzi al Tempio per renderti omaggio, signore. So cosa vuoi dirmi, signore, ma io non so proprio spiegarmelo. Che scherzo è questo? Si direbbe una città di morti. Chi è quel porco all'ingrasso? Il comandante militare della guarnigione di Gerusalemme. Trifone è il suo nome. Alla corte di re Antioco ho avuto molte informazioni su di lui. Avrai al fianco un fedele esecutore dei tuoi ordini. Salute e onore a te, o potente Apollonio. E lo chiami a onorarmi, l'accogliermi come fossi un appestato? Una bella sorpresa mi ha riservato il popolo di Gerusalemme. Dove sono gli ebrei? Signore, ti giuro sugli dei che la pagheranno. Il mio cavallo. Il gran sacerdote. E se il vecchio non uscisse? Sarà l'inferno. Eccolo! Straniero! Chi sei tu che disturbi un uomo intento alle sue preghiere? Io sono l'arbitro supremo dei destini di questa città. Il popolo di Israele è pronto a salutare con gioia chi giunge come amico, ma gli amici non si presentano, seguiti da un esercito. Sei Mattatia, il gran sacerdote, non è vero? Sono il più umile dei servi di Dio. Ho sentito parlare del tuo Dio. E il pegno che gli ho portato rappresenta la volontà della nostra collaborazione. Guarda il mio regalo. Giove, il padre degli dei, vivrà nel tempio col tuo Dio, di cui è padre e signore. Avanti, fate presto! Fermi! Fermi, sacrilegi! Togliete di qui quell'immagine di vergogna! Avanti! Fermi! Fermi, non profanate questa soglia divina! Più svelti! Fermi! Fermi, ho detto! Sacrifica al nostro Dio e noi rispetteremo il Tempio. La tua indecisione è già un'offesa al nostro Dio. Uccidete con le vostre spade questo indegno servo del Signore, ma portate via quella statua! Che siano resi gli onori a Giove, il più potente degli dei. Chi sacrificherà sarà il nuovo gran sacerdote. Non possono farlo. Sta zitto. Ma è tuo padre. È una provocazione. Il nuovo governatore è scaltro.
Allora, chi sacrificherà? Io sacrificherò a Giove il potente. Nathaniele, tu non tradirai il Signore, Dio del popolo tuo. Lasciatelo! Chi altri oserà profanare il Tempio? Procedete! Fermi! Fermi! Tornate indietro! Fermi, sacrileghi! Perché non chiedi al tuo Dio di arrestare la marcia del re dell'Olimpo? Signore. Non temere, Isacco. Per la gloria di Dio! Avanti! Ordina la ritirata! Fiato ai corni! Proteggi la ritirata, Giacà! Voi altri con me! Stanno ritirandosi. Verso l'Acropoli troveranno una mele sulla loro strada. Attenti, ne arrivano altri! Fermo tu! Che cosa vuoi? Lasciami passare. Sentirai il peso della mia spada!
Sono venuto per essere con voi, ma è una follia. Non è questo il tuo posto. Ascolta. Le persecuzioni non avranno più fine, tu ne sarai responsabile. Mi meraviglio solo di non vederti indossare una divisa siriana. Tu parli come agisci, Giuda, perisci per il gusto di perire, ma a te che importa? Era sangue che volevi e lo hai avuto. Lasciami, Simone, lasciami. Stai lontano da me se non vuoi che la mia spada... Colpisci, Giuda, aumenterà la tua gloria. Vattene! O dimentico che sei il mio stesso sangue, noi due parliamo lingue differenti. Va via! Continuano a ritirarsi verso l'acropoli. Namere avrà bisogno di aiuto. Manda Eleazar e Giovanni. Presto! Stammi lontano, Simone. Giuda! Tutto ben congegnato. Quando ci saremo organizzati, li annienteremo. Eccolo, è ferito. Abbiamo fatto bene a seguirlo fin qui. La porta è bloccata! Non usciranno più di lì! Vedo che non hai bisogno di aiuto, né per uscire di lì dovranno passare sui nostri cadaveri. Vieni, il popolo è tutto sulla piazza. L'ultimo ostaggio! Giuda, Namele ha bloccato Apollonio nell'Acropoli con tutta la sua scorta. E non ne uscirà tanto presto, vedrete. Seguitemi! La mia vita è nelle tue mani. Ho mancato alla promessa. Giuda, figlio mio, la casa del Signore è immonda dal sacrilegio per merito tuo. E ora ascoltami, popolo di Israele. Il nemico tornerà in forze per distruggerci e non potremo evitare la sua vendetta se resteremo qui. Quindi un nuovo esodo si prepara. Lasceremo Gerusalemme e porteremo con noi la legge perché la tua gloria non venga profanata, o Signore. Dio di Israele, accorda i tuoi doni ai nuovi profughi, come li accordasti a Mosè e a Giosuè, e il tuo nome sia benedetto. Giuda ci guiderà. Sentiteli come gridano. Signore, lascia che li attacchi. Li massacreremo. Idiota! Combatterli al buio in una città dove loro conoscono ogni vicolo, ogni ambito, dove ogni finestra, ogni muro possono nascondere un'insidia, sarebbe una follia. No. Che godano della loro vittoria. Domani all'alba attaccheremo in forze. Li snideremo, casa per casa, prendendo come ostaggi i loro figli. Ben detto. Li avrò dovessi mettere a ferro e fuoco l'intera città di Gerusalemme. Dobbiamo affrettarci, moglie. I miei fiori, i miei poveri fiori, moriranno senza di me. Quando torneremo cresceranno più belli. Andiamo.
Andiamo. Coraggio. Andate, figli miei, che Israele vi abbia per la maggior gloria di Dio. Andate. Ruben, pensa a loro. Sì, madre. Non posso lasciarti, padre, non posso. Così parla in te il mio sangue. Israele si prepara alla lotta e tu vuoi mancare. Abbandonerò la città quando sarete già molto lontani. Bene. Proteggerò io la ritirata. Che il Signore vi assista. Bene, addio. 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 Muovetevi, avanti! Forza! Avanti! Avanti, la nostra patria è il deserto. Avete pensato all'acqua? Sì, presto con quel carro. Padre! Giuda ci raggiungerà più tardi, padre. Passeremo per l'oasi di Ben Youssef. Giovanni con un altro gruppo punterà direttamente su Gerico. Padre! Addio. Tu, Jonathan, resterai con Giuda. Addio, padre. Io vi aspetterò a Gerico. Presto, andate. Che ne sarà di noi? Il Signore ci aiuterà. Fate largo. Questo va. Addio, madre. Addio, Jonathan. Fate largo. A presto. A presto. Il fuoco brucia tutto allo stesso modo, chiunque sia ad accenderlo, e non lascia che cumuli di cenere. Propongo un brindisi all'unico che si diverta in questa faccenda. A Marte, dio della guerra. A Marte!
e alla tua bellezza. Antemone è tornato. Scusatemi, amici, ma devo pregarvi di andare. Ecco il terribile delle guerre, amici miei. Diotima ci manda a casa prima del sorgere del sole. So che siete amici, al punto di sapermi perdonare. Andiamo, e che gli ebrei non ci massacrino. Brutta notte per i siriani. Ma noi non siamo siriani, siamo poeti. E i poeti non hanno patria. Addio, amici. Addio, a domani. Addio. A domani. Allora, che notizie porti? Le peggiori. Apollonio piegherà Gerusalemme ai suoi voleri con ogni mezzo. Sarà un massacro. Gli ebrei che hanno preso parte alla rivolta e le loro famiglie stanno fuggendo nel deserto. Che mai ne sarà di Simone? I suoi, sapendolo qui, lo crederanno un traditore. Non avrebbe comunque potuto seguirli nelle sue condizioni. Andiamo a vederlo. La febbre è passata. La freccia non aveva leso nessun organo vitale. La ferita non è grave. Sarà grave quella che gli dilagnerà l'animo quando saprà. Povero amico. Dove sono? Sei qui con me, Simone. Devi star calmo. Devi riposare. Giuda, non devi farlo. Non devi. Basta col sangue. Basta. 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 È l'alba. La città sembra addormentata. Possiamo azzardare una sortita. Andate. Voi altri, con me. Nessuno. Come sempre. Al tempio. Perquisite la città. Sarà fatto. Ma qui non c'è anima viva. Tenete gli occhi ben aperti voi altri. È la loro tattica. Sembrano morti e poi ti colpiscono alle spalle. Avanti! Ancora fuoco, che rimanga cenere di questa fucina. Togliamoci di qui. Vecchio, dove vai? Stavo portando dell'acqua alla mia vecchia. Che volete da me? Che volete da me? Dove sono i giovani? Dove sono i tuoi figli? Parla! Io non so niente, non so niente. Sporche carogne, tutti uguali. Lo faremo parlare noi, Bacchide. No! Ce lo dirà la tua vecchia dove sono. No, no, mia moglie è una povera cieca, sta morendo. È soltanto una vecchia cieca. Bruciatela assieme alla casa. Requisite gli alloggi in fondo alla strada. Presto voi altri, con me. Non lasciate,
Allora, che notizie ci porti? I capi della rivolta, le loro famiglie e i loro seguaci sono fuggiti. Giuda ha portato con sé degli ostaggi. Sterminerò gli ebrei rimasti in città. Per ogni mio soldato, 10 di loro. Apollonio, volevo solo ricordarti che i morti non pagano tributi. D'accordo, Trifone. Meglio un tributo che un ebreo morto. E ti acquisterai la fama di magnanimo per aver perdonato. Avevo interpretato bene il tuo desiderio, mio signore, e i nostri soldati, come vedi, si sono affrettati ad obbedire. Ah, gli anziani della città. E così i vostri eroi vi hanno abbandonato. Sapete come punisco i ribelli? Questi poveri vecchi si appellano alla tua magnanimità. Le nostre mani non si sono alzate su di te, Signore. Trifone, li senti come toccano le corde del mio cuore? Il luogo non si addice a un uomo del tuo rango per giudicare questa gente. Una splendida residenza è stata approntata per te, Misarca. No. Sceglierò un'altra dimora, quella che mi sembri più acconcia. Quella! La casa di Mattatia. Devo andare ora. Apollonio vorrà vedermi in mattinata. Antemone, resta. Quando ci rivedremo, chissà che il poeta Antemone non sia tramutato in un rude soldataccio. Diotima. Simone, che fai in piedi? Non devi alzarti. Perché? Perché sono qui? La mia povera testa si rifiuta di aiutarmi. Hai bisogno di un infuso, ti ridarà le forze. Non mi hai risposto. Che succede? I partecipanti alla rivolta sono fuggiti nel deserto. Simone, non addolorarti, non avresti comunque potuto seguirli. Eri ferito e privo di conoscenze. Ho abbandonato la mia gente. Ho tradito il mio stesso sangue. Ma non tutto il popolo è fuggito. E coloro che sono rimasti hanno bisogno di te. Ricordati i nostri sogni di pace e di vera amicizia fra le nostre genti. Ti scongiuro, Simone, devi tentare. Devi restare. E dove troveremo tanto oro? Quello che tu chiedi è impossibile, signore. 3.000 denari, ho detto. E via di qui. Il solo vedervi mi infastidisce. Per gli dei. Solo 3.000 denari. Sei di modesti appetiti, signore. Lascia che portino quel che ho chiesto. Poi chiederemo ancora, e poi ancora. E quando la capra sarà munta al punto di non dare più latte, allora la faremo arrosto. Sembri non essere del mio parere. Ah, dimenticavo. Tu e i tuoi amici siete uomini di cultura. Non vi ho visto durante la battaglia. Ci piace veder chiaro in quello che facciamo, ma non siamo dei vigliacchi. Un soldato non deve vederci chiaro, ubbidisce senza chiedere spiegazioni. Una teoria molto interessante, ma non vedo come possa riguardarmi. Già, tu non sei un soldato, è vero, ma è un difetto al quale noi rimedieremo. Assieme a Rachis tu avrai il comando di un drappello di cavalleria. Apollonio, tu non puoi. Certo che posso. In nome del nostro grazioso re Antioco. Quanto agli ebrei ribelli tuoi amici, i nostri soldati li stanno braccando nel deserto. Tra
tracce di uomini. Forse sono ebrei. Avanti! Avanti! Ancora uno sforzo, avanti! Giovanni, il sole del sabato è già alto e la legge dice che... Il sabato non toccherai donna, non ti metterai in cammino, non accenderai il fuoco. Ma noi non possiamo... Preghiamo, Giovanni. In ginocchio, Giovanni, deponi la spada. E voi tutti ascoltate. Non profanate il giorno sacro al Signore. In ginocchio, fratelli, preghiamo. Avanti, avanti! Piegate le ruote, che non appuntino nella sabbia! Giuda, guarda laggiù! Giovanni. Giuda, abbiamo rispettato la legge. Questa è la forza del popolo del Signore. Oh, figlio mio. Dammi un tuo segno, o Signore. Per non morire i nostri fratelli, da oggi in poi non rispetteranno più la legge del sabato. La nostra legge sarà occhio per occhio, dente per dente. Devi crederci, Signore. È tutto quanto hai chiesto. Per soddisfare i tuoi desideri, le nostre donne hanno rinunciato ai loro doni di nozze. Anche i soldati che avete ucciso avevano spose che ora li piangono. E ora via di qui! Via! Tenetevi sotto sorveglianza.
Che cos'è? Apollonio ha imposto un tributo alla città per non infierire dopo la rivolta. 3.000 denari. 3.000 denari? Ma è spaventoso. Forse non c'era tanto oro in tutta Gerusalemme. Penso che i miei avessero ragione. Non troveremo mai un compromesso. Ho convinto Apollonio ad ascoltare le tue proposte. Andiamo. Ti aspetta. Apollonio ci aspetta. Lasciateli passare. Sono lieto di vederti, Antemone. Apollonio ti ha assegnato nel reparto. Vuole che faccia di te un buon ufficiale. Re Antioco ci guarda. Vieni avanti, Antemone. Il mio amico è venuto per renderti omaggio, signore. Il tuo amico. È strano sentire un soldato siriano che presenta un ebreo come un suo amico. No, resta. Era solo un pensiero espresso ad alta voce. Antemone mi ha parlato di te, dei tuoi ideali di fratellanza, ai quali sembri non credere. Sentiamo le tue idee. Vorrei solo evitare che sangue innocente si sparga e che Gerusalemme debba perdere altri figli. Vediamo. Un saggio governo da parte tua ti darebbe in mano una città perlomeno rassegnata. Conosco Simone da anni, Apollonio. Posso garantirti l'onestà dei suoi intenti. Sta bene, Simone. Le sorti di questa città sono rette dagli anziani. Va da loro, convincili. Non prometto nulla, ma se si mostreranno docili, ne riparleremo. Non sarà facile. Gli anziani poco si fidano di me. Si fideranno se farò ritirare i soldati nell'Acropoli e toglierò la guardia al Tempio? Se così farai, ti assicuro che tutto cambierà. Grazie. E anche a te, amico. Alla tua proposta, Simone, non possiamo rispondere subito. Non sappiamo neppure fino a che punto possiamo fidarci di te. Gli eventi purtroppo ci hanno messo tutti in guardia e io non mi aspetto fiducia da voi. Solo vi chiedo di ragionare. Non esiste compromesso con chi ci ha spogliato di tutto quello che avevamo. Se tutto abbiamo perso, quali beni temiamo di perdere ancora? Simone, quella gente ha ucciso tutti i miei figli. Quello che io voglio è che altri figli di Israele non trovino la morte. Possibile che non intendiate? Il tempo darà i suoi frutti. Adesso non vi chiedo che di tentare. Dovete convincervi. Io insisto per questo. Anche se sarà vano, dobbiamo rischiare. Simone, io non voglio scoraggiarti. Forse è soltanto l'entusiasmo a farti vedere più roseo di quello che non sia. I nostri figli torneranno a lavorare. Ma se le promesse di Apollonio non verranno mantenute, Gerusalemme diventerà una città di donne e di vecchi e i campi negheranno i loro frutti. Che l'Altissimo ponga sulle nostre azioni la sua mano misericordiosa. Addio. Isaia, so che vuoi dire, ma Simone è diverso dai suoi fratelli, non temere. Cosa ti tormenta? Pensavo a mia madre. Quel giardino era il suo orgoglio. I fiori fanno presto a ricrescere. Ma piuttosto com'è andata? Bene, amico.
Anche se non si fidano troppo di me, ma dovranno convincersi prima o poi. Anche tu sei turbato, Antemone. Cosa hai? Ho come un presentimento. Ogni giorno di più Apollonio mi sembra un esaltato. È difficile prevedere le sue mire. Apollonio non può rischiare un'altra rivolta qui, mentre Giuda potrebbe tagliargli i rifornimenti che giungono dal mare. Attaccheremo solo quando saranno giunti viveri e rinforzi a sufficienza. Ma per far questo, la strada di Gioppe dovrebbe essere resa più praticabile. I siriani sono buoni soldati, ma pessimi operai. Per questo i lavori procedono con lentezza, signore. Se i giovani ebrei esistono per attaccarci, devono esistere per lavorare. Mettiamo in atto il piano che abbiamo ideato e vedrai che non rischieremo un solo uomo. Trifone, manda in giro i banditori. Lo spettacolo avverrà sulla piazza del Tempio. Guarda, Antemone, ebrei e siriani hanno dimenticato l'accaduto e sembrano coesistere. A che pensi? La guarnigione dell'Acropoli è stata tenuta in allarme. Che potrebbe accadere? Non è degno di quelli di Atene il nostro spettacolo. È davvero grandioso, Apollonio. Devi ancora vedere il meglio. Perché tutti questi soldati? Arrivano da tutte le parti! Stanno circondando la piazza! Siamo stati traditi! Ma che sta succedendo? Mi servono schiavi giovani per i lavori della strada di Gioppe. E questo è l'unico modo per averli. Simone! Questa è la tua politica di pace, vero? Arrestate quell'uomo! Presto, fermatelo! Una squadra con me! Largo! Fate largo! Largo! È un tradimento, vigliacchi! Dai siriani ce l'aspettavo! Prendono solo i giovani! Vigliacchi! No, non portatemi via! Lasciate i miei figli! Lasciateli liberi! Prendete anche me, anch'io sono ebreo! Traditori! Lasciate liberi i nostri figli! Prendetemi, anch'io sono ebreo! Quest'uomo era nel palco accanto al governatore. Deve essere pazzo. Traitore! Io non vi ho ingannato! Non ho tradito! Del suo popolo! Fratelli, il mio posto è con voi! Non ho tradito! Ufficiale, cerchiamo un uomo. Simone di Mattatia era sul palco assieme al nostro governatore. Da quella parte. Voi per di là, gli altri con me. Lo prenderemo in mezzo. Fermi! Bloccate la strada! Gli altri con me! Portantina, alt! Dove andate? Chi portate? River, cos'è questa sosta? Che succede, ufficiale? Cerchiamo un uomo. È scomparso in questa strada. E lo cerchi qui. Sai chi sono? Perdona il mio zelo, signora. River, cercano un fuggiasco. Se lo hai visto, informa l'ufficiale. Uomo con tunica scura, fuggito da quella parte. Presto, seguitemi! Amo. Prendetemi. Prendete anche me. Anch'io sono ebreo. Anch'io.
Ora abbiamo gli schiavi in numero sufficiente per riadattare al più presto la strada di Gioppe. Quando avremo scoperto dove si annidano i ribelli, li attaccheremo in forze. La strada avrà come pietre miliari i cadaveri di quei maledetti. Andate. Trifone. Se non ti fidi di lui, gli metterò alle costole Rachis. Sta tranquillo. Il servizio di pattugliamento nel deserto verrà raddoppiato. Apollonio ha intenzione di annientarli, questi sporchi ribelli. Dobbiamo iniziare la perquisizione delle case. Simone di Mattatia deve essere nascosto qui a Gerusalemme. Simone, vengo con te. Non è possibile, lo sai. I siriani mi cercano e per gli ebrei sono un traditore. Simone, io non voglio lasciarti. È inutile, Diotima. Raggiungerò i miei fratelli nel deserto. Se debbo morire, che siano loro a giudicarmi. Simone. Nella strada troverai un mercante. Assur è il suo nome. Ti darà un cavallo. Spero di rivederti un giorno. Io invece spero di non rivederti. Almeno fino a che il destino ci vuole nemici. Non sarò mai un nemico per te. Chi può dirlo? La guerra è pazza. È Simone di Mattatia. È tornato. Ha chiesto di essere portato lassù per morire al cospetto del suo popolo. Tuo padre verrà accolto nel grembo del Signore. Padre, ti aspettavo, figlio mio. Signore, il tuo servo è giunto alla fine del suo cammino. Come Mosè, egli ti ha condotto il suo popolo. Accogli nella tua pace. Oh, Simone. Fratelli, guardate, sta piovendo. Pioggia nel deserto, la grazia del Signore. La pioggia! La pioggia! L'acqua, finalmente. Non moriremo più di sete. Ecco, la benedizione del Signore. Il Signore darà quel che si meritano ai suoi odiatori e farà l'espiazione per il suo popolo. Partirete subito. Dovete raggiungere l'oasi di Ben Giuseppe prima dell'alba. Bene, signore. Se non troverete nessuno, procederete ancora fino a giungere in contatto con le prime avanguardie del nemico. Dovete assicurarmi il cammino a sgombro almeno per 3 giorni di marcia. Capito? Certo, signore. Il tuo secondo ufficiale ha il cuore tenero. Rachis, fai in modo che la guerra lo guarisca. Deve capire di che razza sono i suoi amici ebrei. E nessuna pietà. Ora andate. Trifone, devo parlarti. Trappella, avanti! Trifone, devo darti una lieta notizia. Attendo il sigillo reale di conferma alla tua nomina a governatore di Gioppe. Oh, signore. Non annoiarmi ora
parlandomi della tua gratitudine. Se ti mando a Gioppe è perché penso di potermi fidare di te. Sarà tuo compito che il porto rimanga in nostre mani dal momento che non posso contare sui rifornimenti provenienti dall'interno. Pensi che il porto di Gioppe possa essere attaccato dai ribelli? No, farò in modo di distruggerli molto prima, ma anche a Gioppe ci sono degli ebrei. Conta su di me, signore. Ora va, all'alba devi essere in viaggio. Dov'è Giuda Maccabeo? Dove sono i ribelli? Parla! Io non so nulla, non sono passati di qui. Prendetelo! Ti giuro che dico la verità, signore. Lasciatemi, lasciatemi, io non ho fatto nulla. No, pietà! Apri bene gli occhi, Antemone, o finirai per perdere la parte migliore dello spettacolo. Il tuo tenero cuore si indurirà. Quella del sangue è la più bella vista del mondo. Guarda, Antemone, la più bella vista. Non è passato di qui. Stiamo morendo, dacci da bere. Dannate ragioni. Non parleranno mai. Pietà, pietà, non lasciateci morire così. Il mio cuore è tenero come quello di un agnello. Acqua. Eccoti l'acqua, amico. A che serve torturarlo? Non preoccuparti. Acqua. Ne avranno ancora per poco. Togliamoci di qui. Penseranno gli avvoltoi a fare piazza pulita. Basta! Dove sono i ribelli? Dov'è Giuda il bandito? Sono qui, siriano! Uccidetelo! No! No! Ai cavalli, presto! Non si muovono! Che ci hanno fatto, mamma? Mamma mia! Mamma mia! È inutile fuggire! Siete circondati! Rientriamo al campo! Ti piace, Fatima? Peccato che tu non abbia potuto indossarlo il giorno delle nozze. È già una grazia del Signore se Jonathan e io ci siamo sposati. Moglie più comprensiva non potevo trovare. Non mancherà l'occasione per indossarlo, il tuo vestito da sposa. Ah, porta il cavallo al recinto. Salute, Jonathan. Com'è andata, Simone? Soltanto sabbia, fratello. Giuda ha avuto più fortuna, ha fatto dei prigionieri. Devo darti una notizia. Diotima è qui. L'hanno trovata gli uomini di Eleazar nel deserto. Era sfinita. Ora l'hanno messa a lavorare con le altre donne. Vuole vederti, lo ha detto a Mizza. Jonathan. Sai se Apollonio abbia intenzione di attaccarci? Rispondi, avanti, rispondi! Non hai sentito quel che ho detto? Perché vuoi che io dica ciò che tu non diresti mai? Antemone. Simone. Che tristezza incontrarci così. Non speravo tanto presto.
Abbiamo una legge noi qui. Occhio per occhio, dente per dente. Non possiamo ucciderli, non siamo dei carnefici. Stringi i denti, fratello. Antemone non è come gli altri. Da tempo ho soppresso in me la pietà. Non giudicarmi, ma obbedisci. Se sarà la tua mano, la morte gli sarà meno dura. Tuo fratello ha ragione. Tu non hai responsabilità. Sei schiavo di ordini mostruosi. Sei nel torto, Simone. È la guerra. Ma tu stai rendendo questo momento più difficile. Avanti. Colpisci. Addio, Antemone! Fermi! Fermi! Antemone, non ho saputo difenderti. Non hai colpe, mio buon amico. È la guerra. Un'invenzione degli uomini per nascondere la loro follia. Ma tu, Simone, perdona. E prepara così l'avvento dell'amore. Antemone. Pace, Simone. Pace. Pace. Jonathan mi aveva detto del tuo arrivo. Simone. Il mio destino è quello di distruggere coloro che amo. Ho provocato la morte di Antemone. E tu sei qui ridotta a una povera schiava. Io sono la più felice delle donne, perché ti sono vicina. È l'avanguardia dell'esercito di Apollonio. Rientriamo al campo. L'attesa è snervante. Eleazar da tempo dovrebbe essere tornato. Jonathan, ti avevo detto di non abbandonare mai nostra madre. Ha vegliato tutta la notte. Mizza è con lei. Devi confortarla e non lasciarla mai sola. Che notizie porti? Un esercito sterminato sta avanzando verso di noi, Giuda. Le montagne. È il solo scampo. Simone, tu e Jonathan guiderete i nostri verso i monti.
Io tenterò di arginare l'attacco dei siriani. Sarò con te. Conta sulla mia spada, Giuda. Siamo con te! Il Signore è con noi! Gloria a Giuda! Farete come vi ho detto. Questo sarebbe stato il volere di nostro padre. Ed ora via! Andate anche voi. Simone. Il popolo ha più bisogno della tua mente che della mia spada. Giuda, porta il mio abbraccio a nostra madre. Lascia che siano loro a farlo. Basterà la cavalleria! Israele! A me! Noi costituiamo la riserva. Quando Giuda ci chiamerà, guarderemo in viso la morte senza paura. Simone! Simone! Giuda ha attaccato! Sarà un massacro! Ogni nostro uomo avrà 50 siriani addosso! Per la gloria di Israele! A me! Avanti! Giuda, siamo qui! Perché sei venuto? Avrei chiamato io la riserva. Non esisteva altra alternativa? Io sono il capo e la riserva è inutile. Ritiratevi sui monti. Giuda! Nostro fratello Eleazar è morto. Tu, Simone, salverai il nostro popolo. Fratello, perché mi dici questo? Simone, la mia strada finisce qui. Giuda! Gli ebrei fuggono sulle montagne. Giuda Maccabeo è morto. Inutile inseguirli. Non sentiremo più parlare di ribelli per lungo tempo.
Rientriamo a Gerusalemme! E il tempo trascorse. Gli ebrei ribelli rifugiatisi sui monti ebbero infine un periodo di pace. Gionata costruì una capanna e fece di Mizza la sua sposa. E venne il giorno per l'elezione dell'uomo che avrebbe preso il posto di Giuda. La sua giovane età è una garanzia della sua purezza d'animo. Simone, tu hai parlato come colui che è pieno di saggezza e di disinteresse. Le doti migliori in un capo. Vi dico che la parola per la parola non porta a conclusioni. Io voto Gionata. Viva il nuovo capo del popolo ebraico! Viva la famiglia degli Asmonei! Viva i Maccabei! Viva il nostro capo! Viva Gionata! Gionata. La nostra gente ti sta acclamando. Non farli attendere. Che vuoi dire? Voglio dire che sono il primo ad abbracciare il nuovo capo di Israele. È il momento. Va. Simone. Non temere. Sarai il degno successore di Giuda. Affretti il passo, Isaia. Andiamo ad acclamare il nostro nuovo capo. Perché cerchi di evitarmi? È me stessa che sfuggo. Sei qui con me solo per trattarmi come un estraneo? Che sta succedendo? Rispondi. È stata pura follia. Ti ho reso tutto più difficile. No, al contrario. Tutto è più facile ora. Avrei potuto avere il comando della mia gente, ma vi ho rinunciato per poter vivere come un uomo qualunque. Lo so. Ed è stata un'altra delle sventure che ti ho arrecato con la mia presenza. Credi davvero che tuo fratello Gionata sia all'altezza del compito? Una volta ancora, per colpa mia, hai tradito la fiducia del tuo popolo. Tu dici questo? Dio ti, ma che cosa può averci allontanato tanto l'una dall'altra? No, Simone, dimenticami. Non potrei che procurarti altro dolore. Simone. Il vino vendutoci dal mercante arabo è squisito. Ne vuoi? No. Da oggi il capo di questo popolo si chiama Gionata. E sta bene, dal momento che sei stato tu a volerlo. Ma ora il capo è venuto a chiederti che dobbiamo fare. Davvero, Gionata, tu sei il migliore di noi. Non sono il migliore se non so che fare. Solo un uomo onesto ha l'umiltà di chiedere il parere degli altri. Ascolta le parole di tuo fratello, Gionata. Israele non avrà mai un capo migliore di te. Senti il mio pensiero. Sia ben chiaro, io non voglio influenzare le tue decisioni.
Il sangue vitale che necessita il cuore di Apollonio scorre partendo dal porto di Gioppe. Chiederemo alleanza agli arabi. Qui a Gioppe si vive più che alla corte di re Antioco. Saluta a te, Trifone! Amici, un brindisi ad Apollonio che con la sua valentia di stratega permette alla eletta nobiltà di Gioppe di bere in lieta compagnia. Al magnanimo Misarta! Apollonio! Trifone! Un esercito sterminato di ebrei è schierato lungo la spiaggia. Tutte le tribù arabe del deserto sono con loro. Zitto! Zitto, maledetto! Non possiamo restare qui. Ci stermineranno! Dobbiamo Calma! Calma! Invieremo subito corrieri a re Antioco perché ci mandi un grosso esercito. Fa suonare l'allarme e che la guarnigione si tenga pronta. Questo è l'ordine! Dobbiamo soltanto temporeggiare. E niente più. Gioppe è una città che si presenta ben fortificata, ma da questa parte, contando sulla difesa naturale del mare, le mura sono più accessibili. Il mio parere è di attaccare nel tempo che precede il sorgere del sole. Tutto sarebbe molto facile se le mura fossero davvero queste. Ma noi le abbiamo viste le mura e io ti dico che sono imprendibili. Nulla è impossibile. Giusto, molto giusto. Infatti solo facendo una catasta con i nostri morti potremmo passare dall'altra parte. Tu dimentichi, Jonathan, che per portarci fin qui ci hai promesso una facile vittoria. L'oppressione di Apollonio e dei siriani sì è molto penosa, ma non ci è ancora costato tante perdite quante ce ne costerebbe un assalto a Gioppe senza macchine da assedio. Nemmeno la forza potrebbe costringerci, Jonathan. Che cosa proponi? Un assedio che li snervi. Li prenderemo per fame. Basterà attendere. Attendere che Apollonio giunga fin qui? Assaltando Giobbe in forza certo riusciremmo a conquistarla. Ma poi chissà se riusciremmo a tenerla. Forse tu hai ragione, Ibrahim. Meglio entrarvi con tutti gli onori. No, non sono pazzo. Ho conosciuto Trifone. Offriamogli condizioni vantaggiose e ci aprirà le porte della città senza colpo ferire. Un'ambasceria. Avvertiamo Jonathan. Simone! La riunione con gli arabi, se non è servita a nulla, mi ha fatto conoscere i tuoi intendimenti. Allora? Allora è bene che tu sia informato. L'ambasceria a Trifone è già partita. Una saggia decisione del nuovo capo del popolo ebraico. Ben fatto, Jonathan. Avrai mandato uno dei nostri uomini più convincenti, spero. Ho mandato Diotima. Sono convinto non sia stato un errore fidarmi di lei. Ma l'attesa è snervante. Simone! Jonathan. Che succede? Parlate. Un'ambasceria di Trifone è in arrivo al campo. Andiamo. Jonathan Maccabeo. Sono io. Trifone è disposto a trattare. Diotima ha riferito le nostre condizioni. Trifone ti riceverà con i dovuti onori. Respingi la tregua. Non hanno rispettato i patti. Le nostre proposte non nascondono secondi fini. Puoi portare con te il tuo esercito. E va bene, accetto. Rientriamo. Sarò al tuo fianco. Finalmente potrò indossare il mio vestito da sposa.
Non è questa l'occasione migliore per indossarlo. Fatima, portalo a mia madre. Quando la città sarà capitolata, tu sarai la regina di Gioppe. Ai cavalli, presto! Questo te lo manda Jonathan. La porta di Gioppe è aperta. Diotima è riuscita nell'intento. Una buona notizia, figliola. Madre. Leggo nel tuo pensiero, Simone. Diotima non ha voluto che tu sapessi. Forse non l'avresti lasciata andare. Madre, tu non puoi capire. Simone, io so bene che quella donna è degna di te. I siriani rientrano. Non rispettano i patti. Stanno chiudendo il portale. Tradimento! Tradimento! Avvertiamo Simone! Il nemico tradisce sempre. Non dovevamo fidarci. Uomini di Israele, siamo stati traditi e io non posso offrirvi che la morte. E la morte sia! Siamo tutti con te! Jonathan, ti seguiremo, Simone! Bisogna liberarli! Per la salvezza di Jonathan! Avanti! Fermatevi! Signore, siamo senza speranza. Giobbe è imprendibile. Tu che stringesti con noi l'antico patto, donaci la morte gloriosa! Oh Dio di Abramo! Poiché tu hai la guerra, fa di noi la tua vendetta! Israele, a me! Verso il suo palazzo! Israele, a me! Fermatevi! Fermatevi! Non potete uccidermi! Sono indifeso! Maiale all'ingrasso, mangia! Mangia! La tua sola occupazione nella vita! Dov'è mio fratello? Dov'è? Parla, dov'è? Simone! Simone, il popolo di Gioppa è con noi. La guarnigione in fuga! Abbiamo trovato Jonathan. Lo lascio a voi! La guarnigione è capitolata! Simone, è là. Simone. Giuro che sarete vendicati. Simone, io non...
Simone! Simone! Jonathan ti adorava. Sarebbe andato nel fuoco per te. E Mida ha finalmente indossato il suo abito bianco da sposa. E io sono carne viva, ma giuro che non avrò pace fino a quando non avrò vendicato i miei fratelli. Finalmente, per gli dei. Mi chiamo Assur e giungo dalla Siria via terra, signore. Arrivano corrieri dalla Siria e neppure un carico di derrate da Gioppe. Che notizie porti? Confortevoli, signore. Re Antioco ha deciso di inviare a Gioppe via mare grande quantità di viveri per la guarnigione di Gerusalemme. Forse le navi da carica avranno già raggiunto il porto di Gioppe. Pettrifone dorme. Via! E i ribelli sembrano sperduti nel deserto. Introducete la prigioniera. Allora, di che razza sei? Siriana o giudea? Appartengo al genere umano. Attenta, so che hai vissuto in mezzo a loro. Non lo nego. Una donna sola, dopo aver tradito il suo popolo, giunge sfinita nei pressi di Gerusalemme. Non certo con l'intenzione di tornare sulle sue decisioni. Sono le tue che aspetto, Apollonio. Hai dimenticato la tua razza. Tu sei siriana, donna, e sei della più alta aristocrazia di Antiochia. Simone di Mattatia frequentava la tua casa. Parla. Dove si trova? Simone è sempre con me nel mio cuore. Non sono diversa da tutte le infelici donne siriane o giudee che hanno i loro uomini in guerra. C'era da aspettarselo. Ti ha mandata qui per una missione di pace. Li abbiamo annientati. Nulla si annienta di ciò che ha il diritto di esistere. Hai firmato la tua condanna, donna. Portatela via! Diotima verrà giustiziata all'alba. Per alto tradimento. Stanno alzando il patibolo. L'ora si avvicina. Quella donna è innocente. Caro vada, Beviamo insieme, Apollonio. Il tuo sigillo. Non ha parlato? Preferisce la morte. Fate presto. La stanno già portando sulla piazza. Perché, padre, l'hanno vestita come una di noi se è siriana? È uno spregio. Dicono che si sia battuta per la nostra causa e l'hanno accusata di tradimento.
popolo di Gerusalemme. Apollonio, nostro governatore, ha ordinato l'esecuzione di questa donna, Diotima, figlia di Seleuco, siriana di Natali, colpevole di alto tradimento verso re Antioco, morrà mediante impiccagione. La mia mercanzia, ufficiale, è tutta lecita. Mio cugino porta oli profumati. Mio fratello porta vasellame di gran pregio. E mio marito porta... Hai una famiglia numerosa, donna. Siriano, non hai lasciato che mia moglie finisse. Io porto la vendetta di Israele! Israele, avanti! Per la libertà! Simone di Mattatia è in Gerusalemme. Non riusciremo a trattenerli. Sarà meglio ritirarci, Apollonio. Siete un branco di pavidi, vigliacchi! Vigliacchi! Porchi vigliacchi, fermatevi! Viva i nostri fratelli! Questa donna morrà comunque! Io sono il potere! Io sono il potere! Dategli una spada. Lasciatelo. Alzati. Diotima. Fermo dove sei, Simone! Fermati o ucciderò Diotima! Diotima. Simone, non ho tradito. Perdono.
Simone. Pace. 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 Sei placato, o Signore. Alla tua terra restaurate hai le sorti di Giacobbe. Hai rimesso al tuo popolo il suo peccato, su tutte le sue colpe hai steso un velo. Hai represso la tua ira. Sedato è l'ardore del tuo sdegno. Chi di voi intende vibrare il primo colpo? Se nessuno ha coraggio, comincio io. Tu? Dove stavi tu mentre i tuoi fratelli spargevano il loro sangue per la libertà di Israele? Avanti, rispondi! Dove eri tu? La nostra legge ci dà il diritto di uccidere questi uomini. Così la guerra genera la guerra. Ma se li rimanderemo liberi alle loro case, essi testimonieranno la forza e la pietà di Israele. La tirannide che impugnava questa spada è crollata. Così si spezzi la legge della spada. E la giustizia si faccia dal cielo. Ascolta, Israele. Il Signore Dio tuo è il solo Signore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Queste parole che io oggi ti bandisco, le ripeterai a tuo figlio e al figlio di tuo figlio.